Ecco fatto. Allora, siamo col signor Sannino, il quale vuole fare qualche dichiarazione per quanto riguarda l'amministrazione dei Magistris. Pare che abbia delle perplessità che vuole risolvere. Signor Sannino, scusi un attimo, cosa ne pensa lei dell'amministrazione dei Magistris? Sentite, a me questa amministrazione ma è negativa proprio sotto tutti gli aspetti. Per quale motivo? La prima cosa, la più importante proprio, ho fatto le strade. Beh, le sta aggiustando. È proprio questo lui, allora. Cioè, noi teniamo una strada a Via Marina, che ci invidia proprio tutta l'Italia. Figurate, un sindaco di Firenze, il sindaco di Milano ha detto, ma come facete a tenere questa strada in queste condizioni? Noi la vogliamo favore noi. Ma comunque è tutta rotta, era tutta rotta. Ma che state dicendo? Quello è stato fatto apposta. Voi per esempio vedete che tengono un problema nella cervicale. Io quando vado a Via Marina, mi metto in una macchina e mi passa tutto l'ora, cioè quando ho già finito il percorso, quando arrivo proprio a Piazza Amici, è finito. Il percorso io mi sento proprio quello libero, bello, tutti questi movimenti, io a Giappone. Dove? Cioè in da palestra a Giappone. Noi teniamo una strada di questa maniera senza fare niente, così non ci faceva manco niente le passate amministrazioni. Mo niente di meno, mamma la palestra per fare. Vabbè, ma posso essere così un po'. State dicendo una cosa proprio fuori luogo, secondo me. Non è meglio la strada pulita, aggiustata. State dicendo, veramente la ciclo, io a Milano volevo favorire questa strada. Vabbè, andiamo, è solo per questa strada allora? Sciaballamento proprio preciso, proprio tutto quello si muove proprio, era sincronizzato proprio, mi parevano che i canilli che si una rete in macchina. Ho capito. E quelli là, io sono buono per la cervicale, ma per esempio a Via Marina quando ha cominciato la strada, siamo dritti in la macchina. E basta. Diciamo attaccare pure la cinta di sicurezza. Però diciamo che voi non avete ragione, però diciamo che avete ragione, no? E per quanto riguarda la spazzatura? Ma è pulita, ma Napoli è proprio pulita. La spazzatura proprio, questa è un'altra cosa negativa di Napoli. Per esempio prima la spazzatura, quando all'epoca di Bassolino, io per esempio la spazzatura non lo devo agitare. Io gittavo direttamente la coppa a finestra, perché stavo un montone e io buttavo la lingua per là. Ora ci fa 300 metri e ci agitiamo in mezzo. Guarda, una cosa giusta che ha fatto dei Magistri. E non è meglio fare 300 metri, scusate, che tenere la città pulita invece che tenere la monnezza sotto casa. La sera già scendere che busta mano, già fa 300 metri che busta mano. Vabbè, voi siete un napoletano particolare secondo me, Sì, quando stiamo Bassolino era un'altra cosa. Era meglio? Sì, era meglio. Direttamente a coppa balcone facevano un lancio. Ci arrivava più un coppa. Devo dire la verità, era meglio che non mi intervistavo proprio a voi, avete detto tutte sciocchezze. Arrivederci. Ma per caso fate l'attore voi? Ma quale attore? Ma io vi conosco. No? Avete pazienza. Arrivederci. Buona giornata.